Abbiamo fatto questa mattina una sgambata con i nostri muli, siamo arrivati fino quasi al centro storico. Una passeggiata a San Marino con i muli anche per riabituarli alla gente, poi un pomeriggio di festa in un'azienda agricola per gli alpini del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, che ora si preparano al principale evento della Dunata numero 93, che per la prima volta coinvolge la città balneare romagnola ed uno stato estero. Numerose sono le penne nere dal Trevigiano per partecipare alla Dunata della Rinascita dopo lo stop di 2 anni per la pandemia, ed è subito festa. Io pensavo di vedere meno affluenza, però a parte ieri che c'è stato un po' di tutto tempo, io credo che l'affluenza ci sarà e sarà importante. La voglia di ritrovarsi è tanta dopo 2 anni che hanno visto gli alpini in prima linea nella lotta alla pandemia e che ora sono nuovamente impegnati nella solidarietà alla popolazione ucraina, un territorio, quello ora devastato dalla guerra, che per le penne nere, specie quelle delle nostre zone, rappresenta una dolorosa memoria. E lì sono i luoghi che ci hanno visto durante la seconda guerra mondiale, quella disastrosa ritirata di Nikolajevka, cioè quelle sono terre dove gli alpini veramente sono ancora sepolti nelle fosse comuni, sono rimasti decine di migliaia di ragazzi e io quando vedo la cartina geografica dell'attuale Ucraina, ai confini con le altre province, l'oblast le chiamano loro, con la Russia, mi vengono in mente che lì ci sono ancora migliaia di alpini che purtroppo non sono più tornati a casa. Solidarietà e pace mai come quest'anno in primo piano alla Dunata Rimini San Marino, con gli alpini che ora si apprestano a vivere insieme la lunga notte prima dello sfilamento. Sarà comunque abbastanza lunga perché, come sapete, gli orari per questi eventi alpini non hanno proprio dei limiti, sono più di notte che di giorno. Comunque ci sarà veramente, il tempo tiene, quindi questo è un buon auspicio e credo che si aspetterà la sfilata domani, che secondo me vedrà veramente molta gente sfilare. Adesso io non riesco a quantificare per quanto riguarda le sezioni trevigiane quante persone verranno appunto domani, però credo che con il tempo favorevole ci saranno qualche migliaia di trevigiani che sfileranno